Un raid in piena regola, quello messo in atto da due ragazzini minorenni. Non era la prima volta che arrivavano nella zona intorno al cimitero di Porcellengo, diventata quasi un punto di ritrovo. Una sera di fine febbraio hanno pensato bene di entrare nel piccolo cimitero e senza alcun rispetto per il luogo dove si trovavano, hanno rovesciato vasi, asportato lumini per poi gettarli altrove fino a danneggiare decorazioni funebri. Atti vandalici gravi che hanno indignato cittadini e istituzioni. I carabinieri di Montebelluna, dopo appena un mese, hanno individuato i responsabili di questi atti. Si tratta di ragazzini che ora sono indagati per il reato di vilipendio delle tombe. È una cosa vergognosa, comunque, una cosa vergognosa. Ecco, lei aveva saputo perché in paese si parlava di questo. Sì, si parlava di questo. E che cosa dicevano? Beh, dicevano sempre chi sono, chi non sono. Mi dispiace per i genitori, ma ci vuole. Credo che sia comunque un gesto anche poco rispettoso, in quanto comunque è un luogo anche sacro, quindi voglio dire che non, sì, è molto brutto quello che è successo, perché Il fatto che siano dei minorenni, quindi dei ragazzini. questo dimostra anche quanto al giorno d'oggi questi ragazzi, secondo me, manca qualcosa. Indagini minuziose dei militari dell'Arma sotto la direzione della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, che hanno portato a scoprire l'identità dei due ragazzini. Minorenni che non solo hanno colpito il cimitero, ma se la sono presa anche con un residente. Secondo una prima ricostruzione, infatti, uno degli autori dell'episodio sacrilego aveva anche preso di mira con lanci di sassi e uova un'abitazione non distante dal cimitero, il cui proprietario, destinatario di epiteti volgari e frasi minacciose, aveva informato tempestivamente i militari dell'Arma degli schiamazzi e delle scorribande serali in quei luoghi di un gruppetto di giovanissimi, ma non solo. Arrivano a me, mi suona il campanello anche alle 11 di sera, anche a mezzanotte, che mi dormo anche poco perché ho un lutto e disturba, sì, non so che succede altro. Suonano il campanello e poi scappano. Sì, io alle volte vengo di là che ho i vetri, li vedo che scappano, come dispetti. Al vaglio dell'autorità giudiziaria minorile i carabinieri hanno sottoposto in particolare le condotte penalmente rilevanti dei due ragazzini. Uno dei due giovanissimi è ritenuto anche il protagonista dei lanci di oggetti avvenuti secondo le prime evidenze raccolte sia la sera del raid al cimitero sia il giorno successivo, per punire, in qualche misura intimidire chi aveva segnalato la presenza molesta del gruppetto di ragazzi.